Dall'ingresso del gruppo Marinedi, quale socio del porto, Marina Chiavari sta cercando di realizzare un approdo piacevole, capace di attirare anche le grandi imbarcazioni. Marinedi, d'altra parte, è specialista nel progettare porti commerciali e turistici. A Chiavari sono state migliorate le infrastrutture, ampliate le aree verdi ed è partita la raccolta differenziata a barca con l'ausilio di ormeggiatori assunti da poco e sembrano già esserci ottimi ritorni. Anche i transiti dei turisti normali che non sono legati a questi eventi catastrofici, questi transiti stanno migliorando sensibilmente rispetto agli anni scorsi e contiamo di riuscire ad avere un'annata positiva come avvio della nostra attività. Intanto si va avanti con il progetto per ridurre il problema, noto in città, della risacca all'interno del porto. Dopo studi e simulazioni, un mese fa l'azienda Acquatecno ha realizzato un progetto per la costruzione di una scogliera di 40 metri, una sorta di pennellino con altezza dal pelo d'acqua di 2,5 metri. Per i responsabili del porto dovrebbe risolvere più del 90% del problema. Lo abbiamo presentato al sindaco e col sindaco andremo presto, quando la regione sarà disponibile, a presentarlo in regione in modo da avviare la pratica. Il nostro auspicio è che per l'autunno-inverno prossimo si possa iniziare i lavori, che saranno brevi perché, essendo una cosa semplice, dovrebbe risolversi in 2 o 3 mesi. Infine, un passo alla volta, si va avanti anche per ottenere il collaudo della struttura portuale. Abbiamo risolto i problemi del distributore, stiamo aspettando l'ok dall'Agenzia delle Dogane per aprire di nuovo il distributore, stiamo chiudendo l'eliporto. La zona laggi ci preoccupa assai perché ci sono problemi di tipo di contenzioso legale pesante, però anche in quello stiamo cercando di arrivare a capo e di aiutare il sindaco ad ottenere il collaudo complessivo di tutto il porto.